Secondo incontro, da dove veniamo e dove stiamo andando. Marianella Sclavi, autrice di Arte di ascoltare e mondi possibili. Il tema è applicare l'arte di ascoltare alla pubblica amministrazione e alla politica. Marianella, te la parola. Allora, salve a tutti, anche se non vedete questa proiezione, non è molto importante perché vi dico io cosa è scritto e casomai ci sono un paio di immagini che quando ci sono ve lo dico, magari vi alzate e le guardate, insomma, perché le immagini sono sintetiche, no? Allora, la sostanza è che mi sono occupata per molti anni di etnografia, cioè di indagine sul campo, imparando cosa succede, condividendo la vita delle persone nella loro vita quotidiana, dei luoghi che studio, quindi con un approccio etnografico e di arte di ascoltare, gestione creativa dei conflitti, autoconsapevolezza emozionale. Su questa base, da quando lavoro da quando mi sono messo a lavorare al Politecnico di Milano, prima ho fatto delle ricerche sul campo che sono la signora va nel Bronx, ha una spanna a terra, eccetera, in cui ho adottato questa metodologia, questo modo di racconto, che è un modo di racconto che può sembrare giornalistico volendo, no? Perché racconto la mia esperienza, vado lì e vedo e cerco di far condividere a chi legge quello che sto imparando andando lì. Questa qui è la sostanza, solo che è un giornalismo fatto da una che studia sociologia e antropologia e quindi dentro c'è anche un pochino di più di riflessione in questi termini qua, insomma, no? Comunque mi sono occupata, ho insegnato al Politecnico di Milano agli architetti, agli urbanisti, eccetera, sempre etnografia urbana, e con loro ho fatto molte esperienze sul campo di applicazione del coinvolgimento degli abitanti, sapendoli ascoltare e sapendo far emergere i conflitti, non avendo paura dei conflitti che emergono quando dai voce a molta gente diversa, con prospettive diverse, e sapendo come si fa a trasformare questi conflitti in risorse, sostanzialmente questo. Quindi la gestione dei conflitti è questo, creare dei contesti nei quali le persone si ascoltano, non in modo giudicante, ma si ascoltano cercando di capire che se uno la pensa in modo diverso forse hai qualcosa da imparare da lui, no? Allora, quello che è successo è che ho fatto questa esperienza per molti anni in Italia e poi a un certo punto me ne stavo occupando a livello europeo e lì ho scoperto che in Francia, per dirvela breve, c'era una città che è Nantes, nella quale queste modalità di impostazione dell'intera idea della democrazia, della rappresentanza politica, del sistema dei partiti era stata declinata fin dall'89, quindi insomma da 40 anni, in termini di ascolto attivo, che mi sembrava una cosa abbastanza interessante perché l'Italia non esiste. Quindi ho visto che durante il Covid in questa città hanno fatto un'assemblea di cittadini, una convenzione citoyenne come quella del clima di Macron del 2019, che invece era 80 cittadini presi a sorte nell'area metropolitana, quindi 750.000 abitanti, 24 comuni, questi 80 cittadini presi a caso, in modo che siano diversi come sesso, educazione, abitare, insomma, in modo che siano rappresentativi della diversità territoriale, hanno lavorato per 4 anni con un mandato che sostanzialmente diceva cosa state imparando dall'emergenza sanitaria, come ne usciamo più saggi, con un sistema politico che oltre a dare una grandissima disponibilità a queste persone di incontrarsi, di poter riferirsi a tutti gli esperti
che volevano, a tutte le persone con l'esperienza che volevano, eccetera, anche aveva la garanzia che poi quello che loro avrebbero prodotto come diagnosi e proposte sarebbe stato letto con serietà dal potere politico. Il potere politico avrebbe dato una risposta anche scritta, articolata punto per punto, dicendo questo lo stiamo già facendo, questo lo faremo meglio, questo qui non lo facevamo, adesso lo facciamo, eccetera. E sugli impegni del potere politico c'è il diritto di seguito, no? Le droit de suite, che è su quello che voi dite. Intanto discutiamo perché volete fare, fatemi capire, spiegate perché fate una cosa o l'altra, quindi c'è un dialogo. E poi una volta che ci avete spiegato perché volete fare certe cose, quelle cose lì noi possiamo monitorare che le facciate per davvero. Quindi c'è un diritto ai cittadini, di pubblico, sia di quelli che hanno fatto parte del consesso del dispositivo, ma in generale di chi è interessato, di seguire se le cose vengono per davvero fatte come è stato promesso o no, eccetera. E poi in realtà hanno anche voce in capitolo su come vengono fatte, ma questa è un'altra cosa. Quindi è un sistema che mi sembrava molto interessante, io mi sono messa a studiarlo, sono andata lì per 3 anni, praticamente 15 giorni al mese, e ho costruito questo libro che adesso esce, il cui titolo adesso lo vedremo, che esce a maggio perché sono 300 pagine. Il libro è fatto di 15 ricette, si chiama proprio un ricettario, che ogni capitolo è una ricetta. Per esempio sulla Convenzione Citoyenne sul Covid è un capitolo, no? Che spiega proprio come è stata fatta, in modo che tu leggendo dici forse potremmo farla anche noi. Questa era la mia idea, ascoltare la voce dei senza voce. Un laboratorio su questo è estremamente, secondo me, innovativo e interessante. Anche lì racconto come l'hanno fatto, no? E così via, insomma. Poi c'è il grande bar, ci sono tantissime cose, ci sono anche delle lotte contro, ci sono delle lotte. C'è stata una grande lotta a Nantes nel 2012-13 contro un nuovo aeroporto, l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, che diventerà famosissima in tutto il mondo, perché nell'area che doveva essere destinata a questo aeroporto sono entrati quelli che si chiamano i zaddisti, forse li avete sentiti nominare, no? Zone à défendre, zona a difendere, ed erano dei giovani che per impedire... Nel libro La non violenza in azione, sì, uscito 2 anni fa, che abbiamo pubblicato, che su questa lotta. Infatti, immaginavo, perché è molto famosa. Comunque è una lotta che è durata 40 anni in realtà, però la parte più vivace, diciamo, e risolutiva è stata più o meno dal 2012 in poi, e c'erano 150 persone, oltre ai contadini espropriati che stavano lottando, c'erano tutti questi giovani dell'autonomia, movimento altermondisti, anche un po' di black bloc, ma fondamentalmente erano altermondisti, che sono andati a vivere lì, hanno costruito le loro abitazioni, capanne, per impedire che venisse fatto l'aeroporto naturalmente. Quindi poi c'era questo movimento degli artisti, c'era tutto un movimento intorno, anche con amministratori eccetera, sempre contro l'aeroporto, quindi un movimento, un arcipelago molto variegato. E durante questa lotta, che adesso non vi racconto perché sennò non la finiamo più, ci sono 2 capitoli del libro su questa, a un certo punto il governo ha mandato una operazione di polizia militare con 1600 poliziotti che sono andati ad arrestare gli occupanti o abusivi e a distruggere le loro abitazioni. Era chiamata Operazione Cesare. Questi qui, che ormai avevano raccolto una grandissima solidarietà, in realtà hanno organizzato contro questo l'operazione Asterix. E quello che è successo è che l'operazione Asterix, grazie all'operazione Asterix, gli occupanti sono triplicati, subito, cioè, tutto distrutto, hanno ricostruito 3 volte tanto, no? Ma rapidamente, con l'appoggio degli agricoltori che hanno portato lì tutti i loro strumenti eccetera,
e hanno raccolto decine di migliaia di solidarietà in Francia e in tutto il mondo, perché poi è venuto fuori il preso Asterix in Colombia, in Sud Corea, cioè voglio dire, e appunto anche voi avete pubblicato una cosa su questo. Allora, la cosa interessante è che questo movimento ampio e complesso, che adesso un po' non entro nel merito, ma di controconcertazione, ha utilizzato per vincere, ha vinto, lo stesso metodo che era quel metodo che definiva il potere contro cui lottavano, no? Cioè hanno preso la staffetta del metodo, voi ci promettete questo, non lo fate, lo facciamo noi, e quindi il movimento ha vinto perché ha fatto questa operazione, adesso vi descrivo, che è l'operazione del dialogo fra i tre saperi. L'hanno fatto loro contro le cose, e non era l'unica volta che l'hanno adottato. Allora, andiamo un pochino con un po' in fila, mettendo in ordine le idee. Sono indietro? Perché Nantes? Questo qua già prima. Nantes è una città che fin dall'inizio ha dimostrato di imparare dagli errori. E questo è già una cosa molto importante e abbastanza rara, perché per imparare dagli errori devi adottare l'ascoltativo. E qui l'ascoltativo non l'ho dato. Loro sono stati sconfitti in modo traumatico nell'83, pensavano che non fosse impossibile, cioè è stata una cosa veramente traumatica, e da questo trauma sono usciti con un nuovo gruppo dirigente politico, di cui uno, che è quello che è diventato poi assessore all'urbanistica e alle case e alle quartieri popolari, che si chiama Daniela Serret, che io stracito. Sono lì dove, perché Rimango qua? sì, perché lui diceva, quando qualcuno applicava al suo lavoro politico da dirigente, quando qualcuno non è d'accordo con te, non cercare di spiegargli che ha torto, cerca di capire in cosa ha ragione. E questo lui lo applica proprio sistematicamente. Lui diceva, questo me l'ha insegnato mio padre. E io l'ho applicato tutta la vita, ha funzionato sempre benissimo, infatti lui ha fatto una carriera assolutamente strepitosa, no? E quindi, allora, la storia di questa amministrazione è una storia che anche ti fa vedere in una situazione conflittuale, di grossi problemi urbani, com'è che lui fa ad applicare una roba del genere e com'è che funziona. Questo è interessante, è una scuola, uno che si vuole occupare di politica dovrebbe saperlo fare, secondo me, quindi questa è una cosa interessante. E andiamo avanti. Quindi la prospettiva che nasce da questa, quando la nuova classe dirigente va al potere nell'89, dopo questa sconfitta dell'83, perché lì i mandati sono di 6 anni, no? Va al potere un sindaco, cioè riescono a mandare al potere rinnovando la classe politica. Rimangono alcuni che c'erano, ma gli altri, la stragrande maggioranza, è gente nuova. E il nuovo sindaco è questo Jean-Marc Ayrault, che poi è diventato anche primo ministro con Hollande, che io ho super intervistato, in realtà siamo diventati amici perché dopo 3 anni. Era il più giovane sindaco di Francia per le città sopra i 30.000 abitanti, ed era sindaco del comune accanto a Nantes, che è un comune più piccolo, che era passato però da più o meno 8.000 abitanti a 40.000 dopo guerra, costruzione eccetera. Comunque, lui era amatissimo, e quindi quando i nantesi hanno deciso chi proponiamo come sindaco per vincere stavolta, hanno chiamato lui e lui ha messo insieme la sua squadra, di cui questo Daniela Serret era uno di Nantes, di cui appunto non posso raccontarvi le storie, a meno che non me la chiedate dopo. Quindi la sostanza è che va al potere questa nuova, va con un'impostazione precisa, che dice: oggigiorno, per capire i problemi di cui dobbiamo decidere, abbiamo bisogno di come vengono vissuti dagli abitanti, quindi del sapere degli abitanti, abbiamo bisogno del sapere dei professionisti e dei tecnici su quello, abbiamo bisogno del sapere decisionale dei politici. Questi 3 saperi devono dialogare fra di loro. Quindi io devo organizzare una politica in modo che questo sia possibile, no? Ognuno dei 3 saperi, per poter dialogare fra di loro, adesso si può andare avanti, ecco, in assenza di uno dei 3
le decisioni non saranno, le diagnosi non saranno adeguate e le decisioni non funzioneranno. Questa è la cosa. Quindi già questo. Ecco, questa è una figura che vorrei che voi guardaste, perché sono due immagini prese dal repertorio di Nantes, in cui la prima, quella nera, è come funziona oggi la democrazia rappresentativa. Abbiamo il cittadino lì in un angolo, no? Quello lì piccolino in un angolo, e una scatola nera chiusa dentro la quale i politici tecnici parlano fra di loro, il cittadino è totalmente tagliato fuori da come si decide, chi decide, eccetera. Gli unici che possono dire una parola sono i ricconi, diciamo la verità. Quindi la sostanza è questa: la nuova democrazia che loro fondano apre la scatola, prende l'abitante, lo mette in mezzo agli altri due e in modo aperto, trasparente, inclusivo organizza la discussione in questo modo qua, insomma, a tre. Quindi ognuno deve... Qual è la competenza fondamentale di cui hai bisogno per fare un'amministrazione del genere? Devi sapere, devi valorizzare il sapere dei cittadini. Questa è una cosa che non si... Se voi notate, andate nelle riunioni politiche, anche discussioni politiche fra di noi, vedrete che non è valorizzato per niente il sapere dei cittadini, perché no? Il sapere dei cittadini, dice, non emerge chiedendo le loro opinioni, cosa pensi del referendum, no? Sopra la divisione dei poteri o no? Ma ascoltando le loro esperienze, i loro ostacoli, i loro tentativi infruttuosi, i loro successi. Quindi il cittadino di che cos'è esperto? Qual è l'expertise d'uso che porta alla politica? È la sua esperienza della vita quotidiana, la quale non è né giusta né sbagliata, è quella lì. E non è rappresentativa di niente, è rappresentativa della propria esperienza in quanto tale. Quindi il suo peso, la sua autorevolezza nasce dal fatto che io ti dico come sta funzionando qui ed è così, vediamo come funziona per altri, quindi ha bisogno di avere uno scambiare questa esperienza con altre esperienze. Allora, se io prendo il problema della sanità e ognuno di noi racconta come lo sta vivendo, proprio delle esperienze concrete, personali, no, eccetera, poi diciamo, ok, questo è l'arco delle esperienze che stiamo vivendo, che cosa ne viene fuori, che cosa ne ricaviamo che dovremmo affrontare insieme, quali sono le preoccupazioni che dovremmo affrontare, no? Ed è attraverso questa domanda emerge l'intelligenza collettiva, l'idea che allora, a questo punto io ho bisogno di essere aiutato dagli esperti, eccetera, perché anche io posso farlo in parte, ma insomma andare a vedere cosa stanno facendo in Olanda, cosa stanno facendo a Torino, cioè vedere le esperienze varie che come stanno facendo i conti con le cose che sono venute fuori nell'esperienza nostra, eccetera. E poi ho bisogno di un potere politico, questo qua, dice, la prima è i cittadini sono esperti non di opinioni ma di propria esperienza, primo. Secondo, non ci si rapporta alle persone, ci si rapporta alle persone non in quanto bisognosi ma in quanto persone. La creatività, l'immaginazione l'hanno le persone, no? Non c'è nessuno che è bisognoso e in difficoltà e basta, sta già facendo delle cose che da cui posso imparare. E l'ultima, fondamentale, quando un gruppo sa che il suo impegno sarà veramente messo a frutto, lavorerà bene. Quindi una delle condizioni per un buon lavoro è la fiducia che il potere politico prenderà sul serio i risultati. Quindi come fa a garantire questo? No? Non è assolutamente ovvio. Io ho fatto tantissime esperienze come esperta di progettazione partecipata, abbiamo fatto con gli abitanti delle proposte bellissime, ricerche bellissime, sono sparite, sono rimaste nel cassetto, alcune sono state realizzate 10 anni dopo, ma la gran parte non sono state realizzate per niente. Quindi questo è un problema di ripensamento radicale della democrazia se non si vuole che la gente voti
il despota di turno che ti garantisce che poi le cose le farà. Quindi allora io, per valorizzare il sapere duro degli abitanti, devo creare dei contesti, si chiamano dispositivi in Francia, ma insomma in italiano si possono chiamare così, che sono esperienziali, cioè parlano dell'esperienza. L'esperienza non viene buttata via perché adesso parliamo in generale, no, rimane lì e viene moltiplicata, quindi è polifonica, moltiplicata con una diversificazione delle esperienze relativamente a quel tema, e è interessata agli esteri. L'altra cosa fondamentale che un cittadino comune porta alla politica è che al cittadino non interessano i discorsi astratti sopra la riforma sanitaria, la riforma dei trasporti, interessa cosa cambia nel mio territorio. Quindi fatemi vedere la riforma sanitaria, le case di comunità, se io la faccio qua, dove la faccio, cosa faccio, abbiamo questi problemi, come risponde ai problemi che abbiamo posto, eccetera, no? Quindi l'idea è che obbliga i professionisti che di solito non parlano di cose concrete, di come delle cose concrete, e invece a fare i conti con questo. E quindi questa è la cosa fondamentale. Perché? Perché chi ha studiato la teoria dei sistemi complessi, dei sistemi aperti, della teoria della complessità, sa benissimo che queste tre caratteristiche, esperienzialità, polifonia e attenzione per gli esteri, sono il modo in cui funziona la conoscenza nei sistemi complessi, anche in fisica, voglio dire. Cioè, quindi il sapere della vita quotidiana, se io lo prendo sul serio, se lo valorizzo, porta un approccio sistemico adatto a un mondo complesso agli altri due saperi che invece tendono a muoversi in modo astratto, eccetera. Quindi basta, andiamo avanti. Ecco, l'altra competenza fondamentale quindi è, questo vale per tutti coloro che hanno minimamente un potere, un impegno, no? A tutti i livelli, sono tre citazioni di questo Daniele Asseré, che è questo portatore dell'ascoltativo, non solo teorico ma praticante, no? Che dice, lui era un assessore urbanistico, andava appena poteva a tutte le riunioni più incasinate a livello territoriale del quartiere, personalmente, perché gli piaceva ascoltare la gente e interagire con la gente. E quindi diceva questo e insegnava, gli altri lo guardavano e imparavano da lui. Dice, c'è un problema di comprensione quando si è di fronte a una popolazione e non si sa ascoltare. Ok? Cominciamo a dire questo. Primo, se ci si limita a dire ha detto questo e non ci si chiede perché l'ha detto. Quante volte mi sono trovato a spiegare ai colleghi che non ha senso asserire che quello che quella persona ha detto è sbagliato. Cerca di capire come mai. Anche perché se tu cerchi di capire perché ha ragione, apri una dinamica di ascolto reciproco e crei fiducia, perché la fiducia si crea così, no? Se tu cerchi, guardate che io in questo momento sto anche occupandomi della Laudato Si, perché c'è il movimento Laudato Si che è venuto a chiedermi consiglio su questo, che vorrebbero mettere in pratica i dettami della enciclica del territorio nazionale, e dicono qua noi troviamo atteggiamenti sempre not in my backyard. Fatelo pure, no, a noi non ci interessa. Come facciamo? Io dico, vabbè, raccontatemi cosa fate. Allora, quello che fanno sono due errori tipici, generalissimi, comuni, e per chi studia le cose io, ovvi. Primo è, quando una persona ti dice non sono d'accordo, questa cosa è troppo difficile, non mi interessa, non cercare di spiegare che ha torto. Cerco di capire come mai ha ragione a dire così. Quali sono i motivi, le preoccupazioni che lo inducono a dire che non va bene? Perché se io imparo da loro, allora a questo punto mi posso far carico
di problemi che altrimenti trascuro e non stabilisco delle relazioni minime di ascolto reciproco e fiducia che poi ci permettono di lavorare insieme. Quindi già questo era il primo errore. Questi qui che se ne occupano sono tutti degli scienziati che sanno tutto sopra il mondo che sta morendo, l'ecologia che va in rovina, che bisogna le palle eoliche, la cosa del sole, tutto, e spiegano queste cose a della gente in cui devi capire prima di tutto come mai a loro queste cose risultano ostiche, no? Quindi questo è un primo errore assolutamente fondamentale, ma non sono solo loro, sono normali persone italiane che stanno cercando di fare un lavoro encomiabile ovviamente, no? Perché poi la enciclica, la puoi leggere bene, è scritta proprio bene, proprio bene. Allora, seconda cosa, siccome vogliono essere democratici, pensano che per poter partire prima devono convincere tutti e hanno chiuso, non riuscirai mai ad avere il consenso di tutti sopra una iniziativa di questo tipo, no? Quindi è un po' come a livello europeo il diritto di veto, no? Cioè, hai sempre la gente che non è d'accordo e va benissimo che ci sia la gente che non è d'accordo, la cosa su cui devono essere d'accordo è di non impedire a chi vuol fare di fare. Questo è un accordo fondamentale. Cioè noi non siamo d'accordo, però se voi volete sperimentare poi ci raccontate cosa avete scoperto, eccetera. No? Questo, a riuscire in una comunità, in una parrocchia, in una cosa, a ottenere un consenso sopra, alcuni di noi, pochi o tanti, stanno cercando di provare a fare delle cose e noi siamo curiosi, vediamo un po' cosa fanno, però non è che possiamo impedirglielo, no? Quindi smettere di pensare che tutti si comportano allo stesso modo oppure non si può fare nulla. Questo vale anche a scuola e così via. Questo esempio del tram, l'esempio del tram, questi sono due esempi che fa sempre questo Daniele Asseré. Lui ha avuto, fra i tanti ovviamente, essendo assessore urbanistica ve lo potete immaginare, ma uno dei casi che più lo racconto anche perché io li trovo anche divertenti. E quando fanno una nuova linea del tram che prevedeva anche la pedonalizzazione del centro, che hanno tutti i negozianti del centro contro, come potete facilmente immaginare. Allora, com'è che lui riesce a farli salire a bordo? Quando deve discutere del programma dell'occupazione dei suoli, altro tema delicatissimo che tocca 10.000 interessi, eccetera, com'è che io li faccio salire a bordo? No? Cioè, come riesco, ascoltandomi lì, a ridefinire. L'altra cosa è, tu puoi essere convintissimo che un piano è giusto e al tempo stesso essere convinto che chi è contro ha delle ragioni da prendere in considerazione. Anche questa è una cosa assolutamente non ovvia nella nostra discussione politica, no? Ma perché è così? È così perché io so che io ho studiato tutto, ho ragione, eccetera, però è comunque una conoscenza parziale, cioè senza il tuo pezzo manca un pezzo, no? Ed è per questo che io posso essere assolutamente convinto e rimango convinto delle cose, sul cose del tram, avevano già deciso tutto praticamente. C'era anche un architetto italiano che si chiama Italo Rota, bravissimo, che aveva vinto il concorso, che ha aiutato moltissimo, poi questa cosa qua si erano diventati un team straordinario, no? Però andavano dai negozianti, questi negozianti alla fine dicevano lei, voi dovevate essere negozianti, ci capite troppo bene, no? Quando hai fatto questo li hai fatti salire a bordo, no? E loro dicevano, se quello che facciamo non va bene per i negozianti, non va bene per la città. Quindi li prendi dall'altro lato, no? Quindi questo qua, il sapere d'uso degli abitanti è portatore di un approccio sistemico, quello tecnico di un approccio analitico che serve, cioè a un certo punto gli abitanti senza questi due saperi non vanno avanti, per questo il codo dal basso solo non è sufficiente. Con la complessità top down e bottom up sono rimasti una cosa del secolo scorso, ormai o è trasversale, che ovviamente è una sfida, oppure non conviene niente. E il sapere politico è garante di un approccio dialogico. Qui c'è una citazione di Norberto Bobbio che per me è fondamentale, che dice il dialogo
è la principale condizione della convivenza civile, ovvero il massimo bene che la politica può offrire agli uomini. Quindi uno che si impegna in politica fa il piacere di leggersi questa massima di Roberto Bobbio, okay? Il dialogo è il massimo bene che la politica può offrire agli uomini. Quindi cosa succede? Come concretamente queste cose vengono fatte a Nantes? Nell'89 loro arrivano al potere, e arrivano al potere avendo deciso che la pubblica amministrazione deve essere sburocratizzata e che tutti i servizi e l'amministrazione pubblica devono funzionare guardando alle persone e agli esiti, quindi non possono più dire non è di mia competenza, non è mia responsabilità, piuttosto che alle procedure e alle intenzioni, che come funziona attualmente in modo autoritativo tutto il nostro sistema burocratico e amministrativo, e che la classe dirigente ha come scopo fondamentale, come visione di fondo, come valori, quello di consentire ad ogni abitante di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e talenti, che è quello che dice la nostra Costituzione, che forse uno che fa politica dovrebbe averlo presente, che non è che è scritto solo la Costituzione, dovrebbe essere lui che ha la mano a farlo. Quindi adesso vado in fretta, come fanno a fare questo? Fin dall'inizio, nell'89, Jean-Marc Ayrault diventa sindaco e la prima cosa che fa 3 mosse, che sono i 3 livelli che dicevamo prima. Prima lui si assume la presidenza dell'Istituto Case Popolari, siccome uno dei problemi fondamentali era il problema dei quartieri in crisi, i quartieri operai eccetera, e questo lo sapeva già da prima, no? E gran parte di queste città erano ormai distrutte dalla guerra, ricostruzione, eccetera eccetera, quartieri dormitorio, solite cose che probabilmente conoscete. Quindi la prima cosa, lui insieme a essere sindaco destituisce praticamente i dirigenti dell'Istituto Case Popolari, cioè, qui bisogna adottare con la gente una politica completamente diversa. Questi non sono inquilini, sono cittadini inquilini, sto ripetendo, citando le sue parole, no? E quindi io devo ascoltare, devo sentire qual è la loro esperienza di questa cosa qui per poterla affrontare. Quindi io sono il garante politico del dialogo, primo. Secondo, quel Daniele Sereni, come dicevo prima, quello lì del collettivo, che lo nomina assessore all'urbanistica e responsabile della progettazione dei quartieri popolari, è anche responsabile della ristrutturazione dell'Istituto Case Popolari in termini di come funziona l'amministrazione. Secondo, quindi siamo al potere politico, potere professionale. Terzo, anche professionale e dialogo. Sul territorio si forma una nuova figura di project manager, di agente della pubblica amministrazione, che ha come scopo quello di formare, si può andare anche avanti, questo qua, di formare delle equip operative allargate, si chiamano così, cioè un gruppo di funzionari, operatori che hanno come scopo quello di discutere con stante che avevano già deciso per ogni quartiere quali sono i punti di debolezza e i punti di forza, cioè hanno fatto queste analisi, non è che... però poi con i cittadini discutere come si procede, come si fa, quali sono le cose da fare, eccetera, attraverso un'equipe che parla con la gente, quindi che non ha... è una struttura parallela a quella dell'amministrazione pubblica. È una struttura pubblica, ma parallela, che funziona secondo un principio che in Italia è quello dei patti di collaborazione. Cioè in Italia abbiamo delle cose che funzionano così, i patti di collaborazione, le case di quartiere di Torino, cioè ci sono tantissime esperienze in Italia che già funzionano così, no? No, solo che lì... quindi hai i 3 livelli, il dialogo con gli abitanti, le professionali, le politiche, insieme tendono a produrre una certa cosa. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la professione del dipendente pubblico non è più legata al rispetto dei regolamenti, anche se i regolamenti esistono, però
libera di cercare delle soluzioni purché non siano contro legge, no? Quindi purché i regolamenti non li vietino, che è una cosa molto diversa. Il regolamento lo permette, dice io questo lo esamino, questo no. Il regolamento non lo vieta, viene fuori un problema che non era previsto nei regolamenti, se io l'affronto lo sto affrontando in modo fuori legge o si può fare, se si può fare lo facciamo. Questa è proprio un'altra cosa ed è la democrazia, perché se io ho dei regolamenti che mi dicono cosa è già importante e cosa no, cioè non funziona. Allora questo deve essere un bricolare e questi operatori sul campo sono delle persone che devono avere la visione generale dove andiamo a parare, condivisa con il potere politico, perché è una visione valoriale, costituzionale, non è nel partito di sinistra, di destra, del centro, no? E poi devono avere rispetto della specificità, cioè fare la SWOT analysis, quali sono i punti forza e di debolezza di questo quartiere qui, come facciamo insieme alla gente, come facciamo ad affrontarli, quindi non calano dall'alto delle cose generali, eccetera. Quindi quello che salta, la prossima è questa, quello che salta è un tabù fondamentale dello Stato moderno, che è il tabù che il cittadino e l'impiegato pubblico non possono parlarsi. Cioè, l'impiegato pubblico nello Stato moderno ha il divieto di dialogare con il cittadino, lo legge attraverso i regolamenti, deve far rispettare i regolamenti. Nella legge non è così, che sia nella realtà ma la legge italiana proprio impone di sentire i portatori di interesse, poi che non lo facciano, ma nella legge c'è scritto. Scusate. Entriamo nelle varie leggi, no? Come la sostanza che un cittadino che si rapporta ai servizi, qualsiasi servizio di assistenza o altro, o che si rapporta a qualsiasi istituto pubblico, l'impianto dell'istituto pubblico è un impianto autoritativo, tant'è che i patti di collaborazione l'hanno rotto, no? Cioè, per fare i patti di collaborazione, che sono una struttura in cui il cittadino dice io voglio occuparmi di questo problema, un terreno abbandonato, la casa, il giardino, insomma quello che voglio, no? Come faccio? Con i patti ha un rapporto con un gruppo di dirigenti e di funzionari della pubblica amministrazione che hanno come mandato per i patti di collaborazione di fare un progetto insieme al cittadino, quindi hanno un'ottica progettuale e responsabile rispetto ai fini, perché dice io per fare questo mi impegno a fare questo, tu ti impegni a fare quest'altro, e dentro quel patto c'è l'elaborazione di un nuovo diritto, no? Che nasce dal sociale. Allora, questa cosa qua c'è la 118 nella Costituzione italiana che prevede che questo venga fatto, però ci sono delle leggi applicative che poi non siano messe in opera. Questo anche nel comune di Venezia sono stati fatti dei regolamenti in contrasto con le normative di legge su questo punto. Siamo d'accordo. L'articolo 2, 3, 97 della Costituzione lo prevedono. No, la Costituzione è una cosa diversa, cioè non viene applicata, dai, sì. facciamo prima di dirlo. Andiamo avanti. Questo qui l'hai già detto? Sì, questo qui è il tabù, è questo, che è una cosa che avevo già rilevato in primissime spese che facevo, quella lì era una cosa che avevo rilevato a Bolzano, pensate un po'. Avevo scritto un articolo sulla rivista Territorio, c'era quel disegnino lì, dicendo qui, o per fare la progettazione partecipata io devo permettere ai cittadini di parlare con i tecnici, perché devono decidere dove metto il semaforo, dove passa l'autobus, cioè queste robe qua, non è che io sono delle opinioni di abitanti portano lì delle esperienze positive e negative, poi insieme ai tecnici anche loro vedono quali sono le possibili alternative eccetera, e poi decidono, e poi il potere decide cosa vuol fare o no, insomma la sostanza è questa. Invece questa cosa qua
c'è stato un periodo in cui si è fatto, secondo me, qua forse Michele si ricorda, perché io quando ero piccola ogni tanto venivo portata nelle commissioni dei consigli di quartiere. Che poi hanno chiuso gli abitanti. E la commissione del consiglio di quartiere era Era aperta agli abitanti, e potevano cioè noi eravamo lì, ero una bambina di 5 anni, 6 anni e stavo là seduta con le robe da disegnare e si discuteva aperta la cittadinanza. E che poi a un certo punto si è chiuso. Sì, io ho una abbastanza esperienza di come, tanto il consiglio di quartiere è un organismo politico, no? Scusate, C'è stato un periodo in cui sono stati fatti addirittura i bilanci partecipativi. Anche adesso vengono fatti. No, non da noi. Ah no? Sì. Beh, in tutta Italia, anche in tutta Europa vengono fatti ormai i bilanci a Venezia no, a Venezia no, non anche da noi, a Venezia no, ma a Venezia no, questo stiamo dicendo. A Marghera sì. Ma adesso non No, c'è. non adesso. 15 anni fa, anche a Carpenedo, 20 anni fa, ma 20 anni fa, nel 2000, a Venezia no, non c'è più nulla, né forum, né municipalità, né partito. Nel mio libro c'è anche un capitolo sopra come vengono fatto il bilancio partecipativo a Nantes, e poi però si fa anche a Bologna, si fa anche a Rimini, si fa a Roma. Poi come si fa un altro paio di maniche, perché se per davvero vengono agli abitanti, perché agli abitanti non chiedere le opinioni ma valorizzare l'esperienza è un bel salto, perché per valorizzare l'esperienza io devo permettere a loro di parlare fra di loro, di scambiarsela, di vedere come dall'esperienza si arriva a una progettazione, no? Cioè non è un voto al referendum, sono due proposte che chi vota più meglio questa o quest'altra, è una cosa più complicata che dovrebbe essere fatta bene. Poi la scelta di cosa fare, il bilancio partecipativo ti dà tot soldi, no? 90.000 euro per questo quartiere, decidete voi cosa volete fare, questo è il bilancio partecipativo. Allora, come decidono i cittadini? Ovviamente portano lì i problemi che hanno, eccetera, però rispetto a quei problemi che hanno, se devono elaborare delle soluzioni, prima dovrebbero poter moltiplicare le opzioni, sapere cosa si fa altrove, quali sono le possibilità, no? Non è che le prime due possibilità che ti vengono in mente ti metti a decidere fra quelle due, no? La moltiplicazione delle opzioni, a cui aiutano molto anche i tecnici professionisti, ma fatta a partire dalle esperienze dei cittadini, è assolutamente fondamentale, perché se io ho in mente la soluzione A o B o C, solo quelle tre, decido, votiamo qual è una delle tre, oppure una in mezzo fra le tre, eccetera. Ma se io ho in mente A, B, C, D, F, magari scelgo E o F, no? Cioè, i miei bisogni sono in diretta proporzione con l'arco delle possibilità che ho in mente. Oggigiorno, con digitale, artificial intelligence e compagnia, la possibilità di acquisire conoscenze sull'arco delle esperienze è enorme e estremamente facilitata se uno la usa. Quindi io prima di decidere vado a vedere come hanno fatto la riforma sanitaria, ma poi dico, nelle zone in cui funziona meglio, no? Perché non lo facciamo anche noi? Poi scopriamo che abbiamo buoni motivi per non farla, non è che dobbiamo farla per forza, però io devo avere in mente che è l'intelligenza minima, no? Io prima di decidere moltiplico le opzioni, quindi ho poco tempo, andiamo avanti. Allora, l'ultimo, le fasi sono tre. Allora, la prima fase è questa: sburocratizziamo, facciamo un'amministrazione che funzioni in modo non burocratico. Seconda fase, facendo questa esperienza hanno scoperto una cosa interessante, che solo chi ha imparato l'esperienza si sono accorti che quando c'era presente dentro questi momenti di discussione e di decisione un politico di quelli eletti, funzionava meglio. Cioè quando c'era Daniele Serè ovviamente funzionava meglio perché era anche un grande personaggio, però in generale se vedevano che c'era uno degli eletti che era lì e che li seguiva, cioè che ci metteva la faccia,
che era interessato, che era il garante che poi sarebbero stati ascoltati sul serio proprio personalmente, no? Che ci perdeva la faccia se non c'era. Quindi laddove c'era il tandem, come dicono loro, politico-tecnico, funzionava meglio, e allora decido facciamolo sempre. Cioè ogni volta che c'è un progetto importante, uno degli eletti si assume l'incarico di seguirlo, di essere responsabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che rendi palpabile il fatto che la decisione e l'implementazione sono collegate, che non esiste più il momento in cui decidi e qualcun altro esegue e basta. Perché quando esegui, se ascolti, cambi, cioè impari. E quindi la decisione si modifica durante l'esecuzione, ovviamente, no? Allora, io quando decido già devo sapere che poi dovrò applicarlo, e quando lo sto applicando devo prendere decisioni. Quindi abbiamo una figura in cui il politico è anche responsabile dell'esito e chi applica è anche responsabile di cosa sta facendo. Quindi questa qui è l'altra cosa. L'ultima e più importante è il salto che avviene nel 2008 al quarto mandato di questo sindaco, perché lui era sindaco a vita, poi ha smesso perché è diventato primo ministro, e lui, non essendo obbligato dalla legge francese, perché uno può accumulare le cariche, ma lui era contro, quindi lui, pur essendo sindaco al quarto mandato, ha rinunciato, ha messo lì il suo vice sindaco, è diventato sindaco ad interim, e quindi nel 2008, però nel 2008 c'è il quarto mandato. A questo punto, siccome era anche copresidente dell'intera area metropolitana, del governo dei 24 comuni dell'area metropolitana, bisognava adottare questo approccio a livello metropolitano, bisognava arrivare ad una regolamentazione di queste cose che fino a quel momento, per 20 anni, erano state fatte così, senza, con dei controlli fra gli amministratori e i politici, no? E quindi questa è la cosa. La terza fase è l'esperienza in cui queste sono le tre sfide, diciamo, sappiamo, ecco, si arriva a definire, cioè il salto che fanno, cioè un gruppo di questi che hanno fatto questa esperienza, che anche lui per vari mesi si incontra e dice: come facciamo a fare una regolamentazione non burocratica, una regolamentazione che non blocca la possibilità di imparare, di cambiare, eccetera. E discutendo viene fuori, uno di loro dice: si è accesa la lampadina, perché noi fino a quel momento discutevamo sulle competenze dei singoli, sulle varie forme di dispositivo, atelier, dibattito che potevamo usare, ci siamo venuti in mente che qui il problema era di cambiare il sistema dei partiti. Il salto è questo, no? Quindi da quali nuovi strumenti, procedure adottare a come affermare una nuova modalità di rappresentanza politica, cambiare i partiti, essere consapevoli fino in fondo che i partiti, così come sono stati pensati nell'Ottocento e sono ancora lì così, sono portatori di un'ottica polarizzatrice e incapaci di ascoltativo, incapaci di innovazione vera, di trovare delle soluzioni nuove. Il sistema è così, quindi non è una questione di singole persone, bisogna cambiare il sistema dei partiti. E loro hanno votato, hanno fatto questo progetto nel 2008, che poi nel 2010 è diventata la nuova Costituzione della città di Nantes e nel 2021 la nuova Costituzione dell'intera area metropolitana. Questo sistema dice che ogni volta che quando un politico viene eletto ha il diritto-dovere di, ogni volta che c'è un problema complesso, di coinvolgere gli abitanti interessati a quel problema. Come? Attraverso 4 fasi. E queste 4 fasi sono queste qui, sono il mandato, cioè abbiamo un problema, può essere un problema molto vasto, come ripensiamo il rapporto tra la città e la Loira e il fiume.
oppure il problema del passaggio energetico, il problema dell'invecchiamento della città e l'invecchiamento, i problemi molto generali, problemi più specifici su un quartiere, una cosa eccetera, c'è un mandato. Allora, questo problema è complesso, che noi ci rendiamo conto che la nostra competenza di questo è totalmente insufficiente per avere un'idea precisa di che cosa si tratta e per trovare delle soluzioni. Dobbiamo mettere in piedi uno strumento dispositivo adatto a quel problema. Ovviamente se è un problema territoriale vasto hai uno strumento, se è un piccolo problema a livello del quartiere è uno strumento diverso. Quindi io convoco un dispositivo in cui gli abitanti interessati, in modo che siano rappresentativi della diversità della popolazione, discutono fra loro, quindi non sono gli abitanti che vanno a discutere con me, discutono fra di loro scambiandosi le esperienze su quel problema, primo. E poi possono disporre di tutti gli esperti che vogliono, okay? Quindi discutono con i tecnici e con gli esperti, primo. Questi abitanti così convocati elaborano quello che viene chiamato un avvis, un parere, una proposta. In realtà sono delle proposte scritte, è una cosa abbastanza complessa, però mettiamo le proposte. Queste proposte vengono consegnate ufficialmente al potere politico e al potere tecnico, a tutti e due, il quale il potere politico e il tecnico ha l'obbligo, entro un tempo breve, di fare tutte le valutazioni politiche di fattibilità e di dare una risposta scritta pubblica. Quindi non può esentarsi. Se fa il coso deve rispondere. Questa proprio viene pubblicata, la trovi sui siti, la leggi in cartaceo, ovunque, e vuol dire anche spendere un sacco di soldi su queste cose, ovviamente, no? Perché vuol dire che ne vale la pena. E rispetto a questa risposta commentata che dice questo lo abbiamo facendo, questo lo abbiamo fatto, eccetera, noi ci impegniamo, grazie al vostro contributo, a fare queste cose. Rispetto agli impegni c'è il diritto di seguito, per cui, per esempio, quando loro dicevano noi ci impegniamo a fare questo, fra un anno ci rivediamo e vi facciamo sapere cosa è stato fatto, eccetera. Allora, basta. Questo è il disegnino che loro fanno, che ha le 4 fasi, c'è la scatola aperta, i 3 che parlano, le cose che vi ho appena detto. Il nuovo mandato stabilisce un nuovo diritto-dovere dal lato degli eletti e anche dal lato dei cittadini, perché i cittadini dentro un quadro del genere sono consapevoli dell'importanza della propria esperienza, cioè sono consapevoli che portare la propria esperienza è importante. Andiamo avanti, e questa è la sintesi. Quindi loro sono partiti dall'idea che l'intero apparato politico attuale è incapace di ascolto, va rivisto alle radici ed è attualissima, perché se la gente vota Trump ci avrà delle buone ragioni, anche se a noi dispiace. È l'inizio annuncio di una svolta che a partire dall'89 ha portato a un'amministrazione che è focalizzata sulle persone e sugli esiti e non sulle procedure e le intenzioni, a dei eletti che hanno l'obbligo di coinvolgere i cittadini su decisioni più complesse e più importanti, non su quelle più facili. Il risultato è che Nantes è una delle città europee più prospere, più ricca di dispositivi di coinvolgimento dialogico dei cittadini, e proclamata capitale europea dell'innovazione nel 19. E questa è la fine. Grazie. Allora, mi pare che è stata un'ora scarsa, giusto Chico? Ci stiamo dentro, no? Bene, e se ci sono delle domande molto precise facciamole adesso e nel frattempo il gruppo si prepara in maniera che non perdiamo poi il passaggio. Vediamo, casomai registriamo anche quelle e poi vediamo come sistemiamo il video. Va bene, faccio io. Prego. Scusate. Teresa. Allora, io sono un'insegnante in pensione di diritto e economia, quindi i 2 libri io lo conosciamo, abbiamo fatto AIP 2, l'associazione, quindi
Io ti invidio moltissimo che riesci a fare tutte queste cose, oltre che sei sempre così bella, simpatica e piaci moltissimo alla gente, quindi la gente ti ascolta e hai un buon feedback. Il problema oggi, quando parli alla gente, forse perché io sono un giurista, forse perché abito a San Donato di Piave, forse perché sono meticcia sicula e io non so il francese, so l'inglese, di quello che tu hai detto, secondo me, esprime la capacity building, dicono gli inglesi, cioè la capacità delle istituzioni di esprimere la funzione per cui sono nati. E i partiti sono nati per essere rappresentanti, non per essere lobby di potere. Allora, quando tu dici queste cose, io condivido tutto quello che hai detto, però da giurista mi interesserebbe come coniugare e conciliare il contributo dell'utile e il giusto, perché i bisogni è soddisfare un bisogno, ma il giusto è trovare la regola per la tutela. E questo è il problema, non ti pare? Allora hanno votato, ci sono nel libro anche 3 capitoli su come hanno elaborato la carta del dialogo cittadino, del dialogo cittadino, una discussione in Consiglio Comunale che dove all'unanimità hanno deciso di darsi le nuove regole, che sono delle regole costituzionali. Ma certo, ma la modifica delle carte è ammessa se conciliamo libertà, uguaglianza e dignità. Cioè, se noi conciliamo il fatto che c'è la Repubblica che garantisce lo sviluppo in adeguamento dei doveri inderogabili di solidarietà, ma se non c'è scritto e poi noi facciamo quello che vogliamo, diciamo con chi parliamo se questi dicono che fanno così e poi non lo fanno? Il problema è che lì, in questo caso, l'intero Consiglio Comunale, tutti i partiti, destra, sinistra, centro, eccetera, sono arrivati a decidere di fare questo cambiamento. Ma come la Costituzione è stata eletta, è stata scritta da tutti, e in questo caso è stata scritta da tutti. Una volta che hanno deciso questo, sono convinti, no? Cioè, se lo fanno rispettare, anche i cittadini lo fanno rispettare. Io ho fatto per esempio prima della lotta contro l'aeroporto, in quel caso loro avevano deciso che poi ci volevano e non consultavano nessun cittadino, in quel caso perché avevano già deciso che aveva un interesse superiore, che andava bene da tutti i punti di vista, i cittadini hanno detto come? Voi dovete rispettare queste regole del fatto che ci consultate, non ci consultate. Hanno obbligato a fare degli organismi consultativi che non hanno funzionato, ci state prendendo in giro e hanno fatto loro al loro interno una coprogettazione che poi il dibattello era difficilissimo perché avevi i ZAD, cioè avevi di tutto dentro quell'arcipelago. Sono riusciti a mettere insieme tutte le informazioni anche progettuali tali per cui quando poi c'è stato Macron ha fatto per risolvere questo problema che non finiva più, ha fatto una commissione di tecnici che ha ascoltato tutti e ha detto avevate ragione, il vecchio aeroporto poteva essere migliorato e non c'è bisogno del nuovo, e quindi questi hanno vinto, capito? Però hanno vinto perché hanno portato alla commissione tutte le esperienze, i progetti, le idee, le cose che il governo non aveva fatto. Come è successo per l'inceneritore a Marghera? Come è successo per l'inceneritore a Marghera? Infatti, cioè, anche in Italia abbiamo delle esperienze molto interessanti. Il problema è che rimangono delle esperienze sparse. Cioè, il vantaggio di Nantes, secondo me, è che ridefinisce come funziona il potere politico. È un bel salto, È che i francesi hanno un altro carattere, questo va bene. A me quello che mi sfida dei politici d'oggi è questa milantata capacità di muovere miliardi. Faccio un esempio, succede Harry in Sicilia. Dopo 24 ore quantificano già il danno, cioè un danno che si estende su tutto il litorale ionico della Sicilia, lo quantificano già. Come fanno a quantificare qualcosa che... E poi soprattutto il Presidente della Sicilia arriva a garantire che ci saranno i soldi. Ma la domanda è per fare cosa? Cioè quando l'Italia non ha mai avuto un tifone simile, quando abbiamo le rotaie dei treni che passano vicino al mare, cioè per fare cosa questi miliardi? Cioè c'è una progettualità? I numeri dati così nascondono l'incompetenza. Cioè molto spesso
tu sai, non hai nessuna idea per vera di come procedere, dici ma il 21%, il 31%, 50.000, dai i numeri e con l'autorevolezza dei numeri nascondi il fatto che non stai parlando dei problemi veri seriamente, perché queste è esattamente le cose che stai dicendo tu adesso. C'è una grande catastrofe, devo ricostruire, dice, come ti dai i numeri sui milioni, eccetera, scusa. No? Certo ci vogliono anche i soldi, però per fare cosa, chi lo fa, come. Allora, per fare cosa, chi lo fa, eccetera, non sono in grado neppure di discuterlo, no? Sono veramente incompetenti e irresponsabili, questa è l'idea. Però noi dobbiamo costringere a fare un sistema che diventa competente e responsabile, perché altrimenti vince Trump, no? E i trampiani che abbiamo anche a casa nostra, no? Così, perché la gente dice allora a questo punto tanto vale. Marianella, scusa, io volevo la data 1989 è importante perché proprio in quegli anni lì, l'inizio degli anni 90, che anche in Italia sono state introdotte le nuove leggi sui procedimenti amministrativi che prevedono proprio tutte le cose che hai descritto. Addirittura anche nel regolamento del Comune di Venezia era stato introdotto l'obbligo per i dirigenti del Comune di fare le consultazioni dei portatori di interesse per le decisioni che avessero impatto, eccetera. Con il sindaco Orsone queste cose sono state tirate indietro. Si sono manifestate la politica tradizionale italiana che deriva dall'impero romano, eccetera, dei clientes, che sono loro che decidono e influenzano i politici e non le leggi, perché le leggi prevedono quello che tu hai mostrato, poi la pratica è diversa nel nostro paese ed è questo il problema culturale e quindi bisognerebbe riuscire a applicare le leggi in questo caso con la forza dei cittadini. Ecco, questo va bene, mi limito qui, ma andrebbe approfondita questa cosa. No, scusa, da quello che io ho seguito, quelle leggi gli davano maggiore responsabilità ai dirigenti per poter avere maggiore decisione, eccetera, però guarda, io mi sono trovato a dirigere dei procedimenti amministrativi e a consultare i portatori di interesse, eccetera. Ero mal visto da tutti i miei colleghi, non tanto dai politici che magari trovavano utile sentire quello che pensavano i cittadini, ma i miei colleghi, perché ci vuole una capacità da parte dei dirigenti, ma anche una capacità che vuol dire che sei entrato nell'amministrazione per competenze e non in altre maniere, capisci? Ecco, quindi è un po' tutto il sistema. Fermati un attimo Giovanni, c'è un'altra domanda e poi domanda legata silenzio un attimo. Dell'idea di poter in maniera esponenziale aprire le risposte. La definizione del problema, mi chiedevo, nel momento in cui sono stati ascoltati i cittadini, chi è che l'ha data? Cioè, come è stata presa, con che metodologia è stato definito il problema sulle quali poi si sono date le risposte? Questo mi interessava. È stato il politico, sono stati i politici tutti insieme? C'è stata una metodologia che ha guidato questa definizione? In generale il sistema funziona che i politici discutono fra di loro e dicono su questo problema insieme ai tecnici, perché io ormai con gli tecnici discutono sempre assieme, cioè non è separato, decidono su questo problema vale la pena, facciamo una cosa, un dispositivo di coinvolgimento dei cittadini, questo di solito lo decidono loro e lanciano questo dispositivo, no? C'è anche il diritto ai cittadini di chiederlo, no? Quindi anche i cittadini hanno un diritto di rivendicare che su quel problema ci sia una messa in moto di un laboratorio, di un dispositivo, di un'assemblea dei cittadini, no? Perché sono tutti dispositivi che organizzano uno o più, dipende su problemi molto vasti, hai una quantità di cose che avvengono, no? Però
comunque sono sempre laboratori in cui cerchi di avere presente punti di vista differenziati della gente e che se la scambia e va avanti così, no? Quindi questo, dopodiché appunto tu hai la gente che discute, che deve prima partire dalle proprie esperienze personali, questo è poi a partire da questa elaborare quali sono i problemi che dobbiamo affrontare per trovare delle soluzioni comuni. Chiediamo l'aiuto agli esperti, a tutti coloro di cui abbiamo bisogno, e i politici devono offrire la possibilità di accedere a questi, quindi hai una responsabilità politica, i politici sono responsabili di questo dialogo che va avanti, no? E a questo punto quello che succede è che moltiplichi le opzioni, cioè non ti limiti alle prime cose che ti erano venute in mente, ne moltiplichi e lì arriva un momento in cui decidi, ok, su questa idea siamo d'accordo, proviamo a fare un progetto. Allora, un piccolo gruppo di quelli che hanno lavorato si mette lì, fa il progetto a quel punto, avendo moltiplicato le opzioni, poi viene discusso in termini di fattibilità di tutto, perché poi devi avere la possibilità di metterlo in pratica, no? Quindi questo c'è diciamo che nella mia esperienza personale, se tu fai così, arrivi che più dell'80% delle persone si sente soddisfatta, cioè sente che è stata ascoltata e che sono state le sue cose, insomma, no? Scusate, ma non ce la facciamo più, hanno diritto loro all'ora e adesso è diventata 3/4 d'ora. No, Roberto, non sei capace di essere breve tu. Non sei capace, devi dire una cosa in 3 secondi. È comparso sulla stampa sta cosa qua. Dilla. 2 assessori dicono che tutti temevano il sindaco, 2 assessori, tutti sapevano, è passato più di un anno e sta cosa qua è cancellata. A Venezia. È una questione di sistema, non tanto, qui si parla di procedure, qui si parla di procedure che si finge di applicare, non ci sono procedure, è semplicemente la gestione personale. Siamo in prossimità delle elezioni, sta cosa qua non compare, non è assolutamente considerata dalla gestione dall'attuale giunta e da chi è presente in consiglio comunale. Io dico, siamo forse ancora un po' più avanti. Allora sentite, noi abbiamo capito che abbiamo sentito esattamente il contrario di quello che succede in questo comune, no? Questa è l'ultima soltanto, cioè tutto ciò che c'era, che assomigliava a questo procedimento, i forum, i quartieri, qualsiasi, che cosa ancora? Tutto è stato abolito, tutto. Esistono solo i clientes che hanno l'assessore di riferimento e gli affari da fare. Questa cosa qua ovviamente cerchiamo fra qualche mese di spazzarla via. Io lo sto dicendo chiaramente perché ci stiamo lavorando da mesi, da anni con Amico Albert, con gli Amici della Bicicletta, con tutte le associazioni, e facciamo in maniera che la popolazione cominci a contare. Cioè democrazia vuol dire potere del popolo, solo che qui non esiste il popolo, non esiste proprio. Devi essere amico di, oppure devi dare i soldi a una certa squadra di pallacanestro, cioè se sei lì dentro e se hai un cognome che assomiglia a un numero, il numero 7 diciamo, allora puoi fare anche un grattacielo dove non si potrebbe, altrimenti no. Chiudiamo qui, questa cosa la continuiamo, attenzione, fra 2 sabati quando ci sarà l'incontro ancora sulla democrazia. Io avevo scritto dal basso e lei mi ha corretto dal basso e dall'alto, perché avete sentito che ci ha spiazzato tutti, no? Perché di solito siamo abituati dal basso e invece il discorso è veramente nuovo, così. Fermati Marco un momento. E la prossima volta, fra 2 sabati, non questo ma il 7, giusto? 7? Ma non c'è da fare però il 7, no? Non c'entra col grattacielo, no? No, è proprio il 7 di febbraio. Noi continuiamo con Marco, mio fratello, che sulla questione delle istituzioni e della politica avrà un altro approccio, ma sarà lo stesso tema. Quindi il 7, fra 2 sabati, un sabato sì e un sabato no, e poi fra altri 2 sabati si continuerà però in temi un po' più urbanistici.